rieccomi sempre in questa splendida libreria e oggi ho voluto scegliere un libro. Mi piaceva il titolo, Il dito e la luna, insegnamenti dei mistici. E a caso ho aperto questa pagina, parla del metodo di insegnamento. Parlando di insegnamento e tenendo corsi di memoria ci sta. Ascoltate, per illustrare le modalità di giudizio tipiche degli uomini, un maestro accettò 3 nuovi aspiranti alla scuola. Il primo aspirante lasciò immediatamente la scuola a causa del comportamento un po' pazzerello del maestro. Il secondo aspirante abbandonò la scuola perché gli allievi anziani, d'accordo col maestro, gli riferirono che questi non era altro che un vecchio imbroglione. Il terzo aspirante se ne andò a causa dei ripetuti divieti del maestro di porre domande ogni volta che avrebbe desiderato. E cosa c'è di strano in questo? Ascoltate come continua la parabola. Il comportamento dei 3 nuovi aspiranti alla scuola, disse il maestro ai propri allievi, illustra ottimamente 3 validi insegnamenti. Il primo aspirante ci fa comprendere come sia importante non formulare immediatamente un giudizio sui fatti rilevanti. E tu che mi stai ascoltando, pensa quante volte purtroppo, immediatamente, senza avere gli elementi necessari, formiamo un giudizio, o meglio ancora un pregiudizio. Quante volte giudichiamo prima del tempo, precludendoci poi delle possibilità? Il secondo mostra come sia ingannevole dare troppa importanza a ciò che vi dicono gli altri. E anche qui potremmo parlare per ore. Quante volte lei là ti rompo le scatole? Quante volte succede che perché qualcuno sparla magari non si è così puliti nel ragionamento e nella valutazione? Con tutti i clienti che tu senti, quante volte vengono a parlarti male di questo, di quello, di quell'altro? Cerco di bloccarli, però effettivamente ogni tanto la tentazione è vero che c'è. C'è. Sì. E quindi attenti, state attenti a giudicare in base a ciò che vi viene detto. Il terzo insegnamento del terzo aspirante fa intendere come non si debba mai giudicare unicamente dal giudizio che si vorrebbe esprimere. Cosa significa tutto questo? Prima di emettere un giudizio, siate aperti, aprite il cuore, aprite la mente, aprite veramente tutto, perché giudicare senza investigare è il massimo dell'ignoranza. E anche con questa pillolina è tutto, dalla libreria Velti del quartiere Maghetti, questo splendido posto magico. Vi saluta anche la Lella. Ciao! Alla prossima pillolina. E attenti, ripeto, giudicare senza investigare è il massimo dell'ignoranza. Quando hai giudicato in modo sbagliato e hai precluso una conoscenza, un'opportunità o un risultato. A presto.